giornata importante per noi perché uno ci aiuta il bel tempo, due abbiamo un sacco di belle cose per i turisti, per tutti da far vedere. La novità di quest'anno, infatti mi sembra che quest'anno sia un'edizione di quelle particolarmente ricche, visto che abbiamo le carrozze, abbiamo i cavalli, abbiamo i figuranti anche come musicisti, abbiamo i musici, abbiamo tante cose che l'hanno fatta grande quest'anno. E allora che dire, l'anno prossimo speriamo già di mantenerla così, ma sicuramente qualcosa di nuovo ci sarà anche l'anno prossimo. Quest'anno alla Riviera Fiorita abbiamo avuto i turisti, francesi e tedeschi per il momento. L'anno prossimo faremo di meglio.